A mattina mi leggo il giornale con mille notizie. Quando prima di andare al lavoro mi piglio caffè, hanno acceso anche l'uomo là, che era uno da società. Ma non è che una cosa importante, non è una novità. Di rapine, di scippi e estorsioni ce ne ha centinaia. Di tangenti e continui aumenti non se ne può più. E la borsa va su e giù, non capisco niente più. Meno male che arredo il giornale c'è pubblicità. Relazioni sociali, c'è chi cerca da tutta una vita la donna del cuore. C'è la vedova di 70 anni che vuole sposare. C'è la coppia alle prime esperienze che vuole novità. Relazioni sociali, c'è il ragazzo gentile e carino che cerca l'amico. Avvocati, ingegneri, dottori che cercano storie travolgenti, un tantino piccanti per se divertire. C'è un annuncio che poi mi ha colpito particolarmente, di una donna delusa in amore che dice così: cerco coppie da ospitare, d'indolietto insieme con me, e mi chiedo se c'è più poesia e l'amore che è. Una volta l'amore nasceva fra sguardi e sorrisi, francamente sono ancora convinto che è bella così. Ma nessuno ci crede più, stare insieme non basta più, che st'amore sprecato e distrutto per sta gioventù. Relazioni sociali, c'è chi cerca da tutta una vita la donna del cuore. C'è la vedova di 70 anni che vuole sposare. C'è la coppia alle prime esperienze che vuole novità. Relazioni sociali, c'è il ragazzo gentile e carino che cerca l'amico. Avvocati, ingegneri, dottori che cercano storie travolgenti, un tantino piccanti, poi si divertire.